Innanzitutto siamo quattro amici che hanno condiviso un sogno, hanno condiviso la dolcezza di questo progetto e il coraggio di cominciare. Questo è Infermentum. Nessuno è pasticcere, nessuno è nato nel mondo della pasticceria, nessuno ha studiato pasticceria. Siamo tre ingegneri e una responsabile marketing. Di noi c'è un po' tutto, c'è un po' la nostra filosofia di vita, c'è un po' il nostro voler star bene e far star bene. Ci piace trasmettere un po' questo nostro entusiasmo, ci piace che la gente veda nel prodotto qualcosa di noi. Siamo un luogo dove vivere delle esperienze multisensoriali, e con multisensoriali intendiamo la condivisione di quello che noi siamo, delle nostre sensazioni, del piacere di stare vicino alla gente, di far star bene le persone che sono attorno a noi. A noi piace coinvolgere le persone che ci stanno seguendo. Infatti abbiamo creato col lancio del nuovo lievitato un contest dove le persone potessero entrare nella nostra storia, e da lì è nato l'Amarbicò, un nuovo lievitato con amaretti e albicocche candite e con una nuova forma a ciambella, che è il primo lievitato così in Fermentum. Io all'interno di Infermentum sono quello che deve fare quadrare i conti. I miei soci sono molto creativi nella produzione e nelle idee, però questi prodotti sono difficili da fare anche perché hanno dei costi molto elevati, e quindi io sono quello che spesso deve un po' tappargli le ali per riuscire a far quadrare i conti. Nonostante tutti i miei sforzi, però, spesso e volentieri vince la creatività. Non c'è niente da fare, figa sempre, raison, glory. Comunque non è mica stata colpa mia. Vorrei mica dar la colpa a me. Ah, io non so niente. Sta a vedere che adesso è ancora colpa mia.